Il poliambulatorio caorlese ha di recente investito in acquisto di strumentazioni di ultima generazione. Nella sede di San Stino di Livenza è stata installata ed è già in funzione la macchina di risonanza magnetica nucleare di medio campo aperta. Con l'utilizzo di questa strumentazione sarà possibile effettuare esami di elevata qualità, ma importante anche il fatto che l'esame potrà risultare confortevole per quanti ne avessero bisogno. Infatti, la macchina di risonanza magnetica è aperta, ossia non conformata da tunnel. Tale investimento traduce infatti l'obiettivo che il poliambulatorio caorlese si prefigge, cioè implementare e potenziare il settore della radiologia e di erogare un servizio sanitario efficiente e innovativo. Inoltre, il poliambulatorio caorlese è dotato di un laboratorio analisi, anch'esso potenziato con l'acquisto di nuovi macchinari, che ha sede presso la struttura di Caorle e si avvale del punto prelievo presso San Stino di Livenza. Anche nella sede di Caorle, il poliambulatorio caorlese ha investito in nuove strumentazioni con l'installazione della nuova macchina TAC Multislice che permette di eseguire lo studio dell'intero corpo, delle parti scheletriche e degli organi interni e la colonscopia virtuale. È stato recentemente anche acquistato un nuovo dermatoscopio utile in particolare per l'esame di mappatura dei nei. Inoltre, presso il poliambulatorio è possibile anche effettuare visite specialistiche di medicina dello sport con elettrocicloergometro.